se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul, diciamo, sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace. Su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione, diciamo, sulla nostra zona. Se lo fai ti ringrazio, ciao, e grazie ancora che siete sempre, diciamo, con noi. Ciao. La notte elettorale porta due consiglieri regionali a Chioggia. Sono Marco Dolfin, che con 2735 voti in città, primo degli eletti su base provinciale, trascina la Lega a superare la lista Zaia, il presidente veneto è stato rieletto con quasi il 77%, e Jonathan Montanariello, secondo nella lista del PD con 1376 consensi raccolti a Chioggia, premiato dal calcolo sistematico che porta l'area metropolitana di Venezia ad assegnare due dei consiglieri di opposizione al Partito Democratico. Viene così raddoppiata la presenza cittadina a Palazzo Ferrofini, privata però dell'apporto dell'uscente Erika Baldin, che con 1228 voti ha trascinato il Movimento 5 Stelle al 9%, il triplo rispetto alla media provinciale e regionale. Per i grillini non scatta però il quorum regionale e quindi non avranno rappresentanti nel prossimo Consiglio. Resta a casa anche Beniamino Boscolo, terzo classificato in Forza Italia, nonostante i 1320 suffragi personali raccolti a Chioggia. In questo caso il capogruppo consigliare sconta le percentuali maggiori del partito a Padova e a Verona. Più indietro le esponenti di Fratelli d'Italia. Elena Zennaro, sostenuta dall'establishment ufficiale del simbolo, ha conseguito 700 voti tra le mura amiche, piazzandosi terza di lista. Patrizia Trapella, che ha gareggiato da outsider sostenuta dall'europarlamentare Berlato, ha avuto 286 voti in città. Francesco Zennaro di Rifondazione ha riportato 81 voti, Mario Cirielli e Roberta Bertaggia della lista Veneta Autonomia rispettivamente 43 e 30 consensi. A Cavarzere, Ilaria Turati della Lega ha fatto il piano con 1613 schede a suo nome e Elisa Fabian della lista Lorenzoni, il Veneto che vogliamo, è a quota 114. Si apre quindi una nuova pagina nei rapporti tra la città e la regione. Una curiosità, entrambi i neoconsiglieri lavorano alla CTV, conoscono bene i problemi del trasporto pubblico locale e c'è quindi da sperare in una maggiore attenzione dell'ente verso la viabilità, la ferrovia, i vaporetti e gli autobus, soprattutto per lavoratori e studenti pendolari. Entrambi i consiglieri comunali e capigruppo dei rispettivi partiti, Dolfin e Montanariello, saranno sostituiti nell'assemblea cittadina rispettivamente da Marcello Gorini per la Lega e da Martina Varagnolo per il PD, se accetteranno l'incarico. Gli osservatori più attenti notano come, letto con lenti chioggiotte, questo risultato premia due dei più strenui oppositori dell'attuale Giunta Ferro e boccia proprio il movimento che è alla guida della città e che sta vivendo evidenti turbolenze interne. Per l'amministrazione comunale si aprono 8 mesi di passione. Anche il celebre violinista chioggiotto Domenico Nordio è finito vittima del Covid-19. Di ritorno da una trasferta all'estero per un concerto di livello internazionale, l'artista è stato riscontrato positivo al coronavirus e ha dovuto sottoporsi a un lungo e fastidioso ricovero ospedaliero a causa della polmonite interstiziale. Sono finalmente avviato alla guarigione, spiega Nordio dalla propria pagina Facebook, anche se purtroppo ho dovuto cancellare i recital di Bach al Gonfalone di Roma e alla Società del Quartetto di Bergamo, ai quali tenevo tantissimo. Il violinista comunque ha confermato i prossimi impegni a Merano il 1° ottobre. Mi raccomando, conclude Domenico Nordio, siate prudenti e abbiate cura di voi, perché con questa malattia non si scherza proprio per niente. Con l'Open Day di oggi, dalle ore 18 alle 22, comincia la stagione dei corsi di formazione teatrale a cura di Bussolà Teatro, la compagnia in parte locale
con sede lo spazio opere parrocchiali della navicella ridotto Madonna, accesso da via Celsi 20. 4 ore per conoscere gli spazi, i formatori, gli argomenti e i materiali dei corsi prima di fare sul serio. Si tratta di iniziative per adulti e bambini in un nuovo luogo di aggregazione, sotto la direzione artistica della compagnia Farmacia Zoe. L'educazione alla teatralità sarà divisa per età e per giorno, dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta. Ci saranno anche laboratori di ricerca teatrale fra genitori e figli, come Io non ti conosco, del 3 ottobre prossimo. L'ingresso all'appuntamento odierno è gratuito su prenotazione al numero 351 69 65 679 oppure attraverso l'indirizzo mail info.bussolateatro@gmail.com. Dopo l'antipasto estivo, o meglio il recupero dei film che non erano stati proiettati in primavera, domani sera, mercoledì 23 settembre, alle ore 21 riapre al pubblico il cinema Don Bosco per l'immancabile appuntamento con le immagini filmate e le storie emozionanti che da sempre la Sala Salesiana garantisce alla platea chioggiotta di tutte le età. I film, scelti da Don Marco Favero e dallo staff dell'oratorio, saranno quindi di nuovo una piacevole tradizione lungo tutta la stagione fredda. Si inizia con After 2, storia d'amore tratta dal bestseller Un cuore in 1000 pezzi, nonché sequel dell'omonima opera del 2019. La pellicola sarà replicata anche venerdì sera, sempre alle 21, poi sabato e domenica con 2 proiezioni pomeridiane e serali. La prossima settimana sarà la volta di Chiamate un dottore, esilarante commedia francese. In ottobre spazio a Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Tenet di Christopher Nolan e Assassino sul Nilo di Kenneth Branagh.